5. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Stiamo là dell'acqua, stiamo uscendo per giù là dell'acqua. È vero, Lorenzo, hai sbagliato. Vai di caffè. Lorenzo, abbiamo fatto 1000 chilometri. Scusa. Mi verrebbe da dire, innanzitutto buonasera e forza Napoli, perché tutto riesce a munnezza e sicchiù. Mi verrebbe da dire a questi carissimi signori che hanno fatto 1000 chilometri, ma chi va a fatto fa? E poi, tra virgolette, non penso che avete fatto 1000 chilometri per avere l'autografo da quel Cusariello Paccirillo che un manicchio senza un po' di umiltà. Non credo proprio, perché se è così veramente state un guaiato, facete quello che dici. Se è così, state un guaiato. Sì, state un guaiato, vuol dire che una volta. State un guaiato, sì, è solo per lui. Allora, io lo so perfettamente che per arrivare di mare, ti fate 1000 km a Napoli, ci vanno proprio i soldi, cioè, se stai 2 o 3 giorni là, cioè, come minimo 500 euro, come minimo 500 euro, se vuoi stare un paio di giorni là, come minimo. Sì, ma chi lo capisce? Quello lo capisce, chi lo capisce? Ha sentito poco va a dire, avete sentito che vi ha detto? Voi poi se non facete scostumate, non siete voi. Bello proprio, al bacio, una risposta proprio al bacio, proprio sei un grande. Peggio vi meritate, voi peggio vi meritate, voi vi meritate peggio, e questo più va andrà avanti e più peggio si comporterà, più andrà avanti e più peggio si comporterà. Vuol dire chi? Voi sto dicendo a quanto chi lutta va la maglia intera. Vuol dire chi? Voi sto dicendo a quanto chi lutta va la maglia intera, chi li chiede. E non volete capire. Ecco, persone che fanno 1000 chilometri, perché come è andata la versione dei fatti? 40 minuti che Insigne gli hanno dato per firmare autografi. In pratica c'erano a metà di qua e poi 40 minuti a essa fa, vinto di qua e poi che ha fatto? Giustamente, è stato tutto il tempo là, perché chi le può creature sulla vara dei rini, si non vengono a qua. Ovviamente è terminato il tempo dei 40 minuti, stava terminando. I tifosi dall'altro lato, oltre 200 tifosi dall'altro lato, si erano scucciati e andiamoci a pigliare l'autografo, almeno a Duchista che mi pare che sta sull'anno e non può venire a qua. Ecco, nonostante che voi vi siete alzati e siete andati dall'altro lato, vi ha detto pure se non facete scostumati, non siete voce per chiedere un autografo. Ma dove siamo arrivati? Ma io mi mettessi a pane e acqua, Poi volete sapere un'altra del signorino? Ne volete sapere pure un'altra? Ve lo dico subito. Voi lo sapete che è stato avvistato a Napoli con la famiglia a cena lo staff Raiola. Ciao. Allora, lo staff Rai, che vi fa pensare questo? Cosa vi fa pensare? Voi che vi ritenete molto intelligenti e dicete che Kill è partenopeo, è un grande, eccetera, eccetera. Che vi fa pensare questo cambio di procuratore? Perché è quasi fatta il cambio di procuratore tra Insigne e Roberto Insigne, i due fratelli. Cambio di procuratore con i Raiola. Taratatan,
Taratatan. Che vi fa pensare? Lui che tenete la cervella e l'elogio per quelle persone, cosa vi fa pensare? Io una cosa ci ho pensato, che Achille non sa come va a mettere all'eredana, non sa come va a mettere all'eredana, ma vi fa capire quanto siete scemi che ho portato. Perché? Poi è una cosa pure, perché se cambierà pure procuratore e si metterà proprio con il mercenario in assoluto, che è la rovina dei calciatori, proprio la ciliegina sulla torta, manca pure di rispetto a chi ha creduto in lui, quando gli dicevano altri no, è troppo basso, è troppo questo, è troppo quello, e i suoi procuratori, ma lascia stare, pure loro schiacciavano il piede per avere più soldi, però i suoi procuratori ci hanno creduto in lui che fa. Tra poco, manna e chilli procuratore e tra poco si mette con Rai. Si mette con Rai. 2 più 2 fa 4, ciò che significa che il contratto che ha firmato con Napoli è solo una presa per il culo nei vostri confronti. Noi miei, i vostri confronti. Perché chi da quando buttò questa maglia a terra, non è mai stato mica la persona, mai. Indossa la maglia che io amo, se la suda si non chiama 50.000 volte merda, se la suda e se sta muto perché piglio banca dei soldi, perché la gente, come si chiama, un'operaia, può faticare tutta la vita solo, e i contributi non piglia i soldi che pigliesse in un anno. Lui in un anno, quindi sa di sta muti se indossa quella maglia e deve lavorare. Che sta a significare? Che vuole come procuratore Raiola, sì, andrà a mettere con Raiola. Che sta a significare? 2 più 2 fa 4, perché questo qua è il contratto. Fa come cosa, come Donnarumma che poi ha fatto la telenovela, eccetera, eccetera. Farà come lui, perché chissà, o l'anno che bene, o Massimo Fraruiano, chissà se ne va, o l'anno che bene, o Fraruiano Massimo, ma fra un tempo fino all'anno che bene, questo se ne va, chissà se ne va, verranno qua 100 mazzi e se ne va, è peggio vi meritate, perché quando vi dico che questo è il più falso del mondo, voi a me non mi avete mai creduto. Questo se si mette a Raiola è per questo scopo di motivo. Questo motivo, perché un giocatore, facetemi capire, che senso ha cambiare procuratore quando tu hai firmato un contratto fino a Cassina, fino al 2022, giusto? Che senso ha? Mi lo dite che senso ha? Tanti di procuratori che hanno creduto in lui, che senso ha? Mo' spiegate, il senso è uno solo. So chi lo là, ma ho buffa ancora chissà. Ma da fare come da truffare, o diciamo il suo futuro procuratore, da fare come da truffare, diciamo, deve incastrare la società sportiva Calcio Napoli che lo mette in costretto. Sì, ma che arrivasse una bella offerta, per me, se ne pochi, per me se ne può andare, i mercenari a me non mi servono. È un grande giocatore. È un bel giocatore, sta dimostrando di valere, la fase difensiva ha migliorato molto, sono d'accordo. Ma a me qua non mi piace, a me qua e la gente senza umiltà non mi piace. La gente veramente, come avete sentito nel video, fa chilometri e chilometri, spende i soldi per vedere i suoi beniamini, e questi sono i risultati. Chi sono i risultati? Questi sono i risultati, e poi applaudite pure, sputatela in pace, poi applaudite pure, ma lo applaudite pure, ma non vi mettete scuorno, non siete metti scuornissimi. No, nel video vergognati, come è stato detto, no, vado a mettere scuorno voi, che credete ancora a chi? Quello là ha da firmare perché ha da firmare, ma se non dà capo solo, dice ma quanto se ne mannano sto cazzo?
Avete capito no? Senza bip. Quando se ne va? È così vuol dire chi? Ve lo dico io, è la scelta che farà di mettersi là, è tutto un programma. E chi sto programma? Quello che vi ho detto. Poi mi darete ragione. La roba, sono chi che non la voglio sentire la ragione? Sono io e dico, quando ero uscito, ma forse state cominciando a mettere un po' il cervello in capo. Tutto qua. Questo è Lorenzo. Chi sei? Questo qua. Come calciatore ha migliorato, ma con mamma è sempre rimasto tanto. Sì, come cervello, sempre tanto. E l'umiltà, una tena proprio. È 0 sotto 0. 0. Sapete il significato? 0. Ciao, voglio un bacione. È sempre forza Napoli perché tutto il resto è munezza e sicché lui. Sempre. Ciao, voglio. E forza Napoli.